Un'esplosione nel cuore della notte ha fatto saltare il bancomat della filiale di Banche Venete Riunite di Villa Verla. I banditi sono riusciti ad impossessarsi dei contanti e a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un piano eseguito verso le 4 con estrema precisione e velocità, concluso in circa un minuto, che denota una professionalità consolidata dei malviventi. Un episodio che non succedeva da tempo e che conferma la statistica di questo periodo in cui si assiste all'aumento dei reati anche in questo comune. Sì, diciamo che anche qui abbiamo constatato nell'ultimo periodo un aumento di furti o comunque tentativi di furti, finora piccole cose, nel senso sono entrati nelle scuole, nelle sedi di qualche associazione locale del paese. Il colpo di questa notte invece ovviamente sicuramente è stato effettuato da bande che sono delle bande organizzate ma che colpiscono nuovamente comunque delle attività presenti nel nostro territorio. Io sono un ex direttore di banca di questo paese e ho subito 3 rapine e ho 2 volte il bancomat, quindi ho una certa esperienza, però queste cose succedono ancora. Il bancomat di questa banca era già stato rapinato 2 anni fa, per questo era stato creato un vano interno. I criminali però sono riusciti nuovamente nell'impresa con la tecnica della marmotta. I carabinieri stanno vagliando le immagini di videosorveglianza del territorio per controllare gli accessi delle vie di fuga. E l'appello che faccio ai cittadini del mio paese, ma anche dei cittadini di tutta la provincia, è quello di prestare particolare attenzione e nei casi di dubbi sospetti avvisate subito le forze dell'ordine perché sono presenti nel territorio e prima li avvisiamo, prima riescono anche a intervenire tempestivamente.